Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi cercheremo con i numeri cosmici un aiutino per trovare la nostra anima gemella. Vi ho fatto vedere altri sistemi, sempre a livello radionico, aiutati tramite la radioestesia, e oggi vedremo un nuovo sistema molto semplice, se avete seguito le altre pillole, per cercare i numeri cosmici o i numeri busbi. Vi ripeto che il sistema per trovare con la radioestesia i numeri cosmici è sempre esistito e ultimamente è stato rilanciato da venditori di marketing dell'est, ma nella realtà è sempre esistito, nessuno ha il patrocinio o l'esclusività di questi numeri cosmici. L'unica cosa è che bisogna sapere come estrapolare, ma ve l'ho spiegato nelle altre pillole. Quindi iniziamo subito con questo quadrante radiostesico per la valutazione, ma voglio dire una cosa: se voi non avete i vari circuiti che vedete, basta che andate nel sito realcapitano.altervista.org e li scaricate gratuitamente o nei gruppi di Facebook. Se però volete fare qualcosina di bello, potete iscrivervi anche al canale di The Guardian del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook. Bene cari amici, adesso iniziamo con questa micro pillola. Prendete il vostro quadrante radiostesico per la valutazione e mettete il testimone qua. Nel caso specifico, visto che è un esercizio, io non metterò niente e lo lascerò vuoto, ma voi potete mettere anche la vostra foto o col pensiero pensiate che siate voi. Potreste anche cercare il numero cosmico anche per altre persone. Bene, però vi ripeto anche che ogni volta che si fanno questi tentativi bisogna sempre fare l'ovetto luminoso di protezione e il cerchio di fuoco. Bene, quindi prendiamo il nostro pendolino, chiediamo se questa operazione potrà andare bene per noi. Vedete? E il pendolino ci dice di sì, quindi siamo sicuri che questa operazione andrà bene per noi. Bene, quindi passiamo al secondo quadrante radiostesico. Il secondo quadrante radiostesico è per la valutazione del lavoro, così vedremo come sarà, come andrà per la valutazione del trattamento. Quindi mettiamo sempre il testimone qui, prendiamo il nostro pendolino e vediamo come sarà la ricerca del numero cosmico per la nostra anima gemella, e vedete che anche in questo caso qua il pendolino ci dice che sarà molto favorevole, quindi vuol dire che il numero che estrapoleremo molto probabilmente sarà favorevole. Oggi però vi spiego anche un'altra cosa, oltre che estrapolare il numero. Useremo un altro quadrante, un circuito radionico che abbiamo usato in altre pillole, e questo in un altro modo. Quindi fatto questo, siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine, quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per estrapolare. Avete già visto in altre pillole che questa parte qua serve per avere le cifre, cioè quanti numeri, e questa parte qua serve per trovare i numeri. Quindi chiediamo quanti numeri abbiamo bisogno, Pinco Pallino o il Marietto Veneziano, per trovare la propria anima gemella. Vedete che in questo caso qua mi dice che avrò bisogno di, vedete, va verso l'8, quindi mi dice 8 cifre. Bene, io prenderò il numero 8 e metto qui l'indicino, sposto a favore di camera il circuito per a questo punto trovare le 8 cifre, e inizierò con la prima. Metto il pendolino e dico sempre per trovare l'anima gemella il numero cosmico, e vedete che il primo numero è 4. Trovato il primo numero mi fermo, prendo carta e penna e me lo scrivo 4, poi metto sempre l'indicino sul numero 8 e cercherò il secondo numero sarà 6, vedete? Quindi mi fermo e scrivo 6, poi cercherò il terzo numero, sempre sull'8, cercherò il terzo numero e mi dirà 1.
vedete? E via dicendo fin quando ho scritto su un pezzo di carta i numeri le 8 cifre che salteranno fuori, verranno estrapolate da questo circuito radionico che si chiama Busby, che poi dà i numeri cosmici. Fatto questo, prendo il mio bel numerino scritto e prendo questo quadrante radiostesico per unire due persone, vedete? Questo qui lo potete sempre scaricare o nei siti di Facebook di Legare Marietto Veneziano o nel sito del capitano.altervista.org dentro gli ebook gratuiti. Quindi qui vedete che c'è scritto quadrante radiostesico per unire due persone, ma visto che le due persone, una è praticamente il testimone e l'altra persona è dentro il codice cosmico, il numero cosmico, si mette qui il vostro testimone e il numero cosmico, si prende il pendolino e si raggruppa, vedete? Si raggruppa, si mettono insieme praticamente. Fate girare almeno 21 giri, ma come minimo dovete tenerlo un pochino di più, cioè 21 giri è proprio il minimo, ma nella realtà sarebbe l'ideale che il pendolino si fermi alla scadenza della sua forza. Quindi ci fermiamo, perché chiaramente questa qui è una pillola divulgativa e non un lavoro radionico. Prendiamo il nostro lavoro, ecco, in questo caso qua il nostro lavoro dovremmo lasciarlo in un posto sicuro, sopra un armadio, dentro un cassetto di un tavolo o sopra un tavolo se abbiamo spazio, e non lo dobbiamo mai toccare fin quando l'operazione non viene conclusa, cioè fin quando effettivamente noi avremo raggiunto il nostro obiettivo, cioè trovare l'anima gemella. Quindi quando troveremo l'anima gemella poi potremo chiedere al pendolino se è quella l'anima gemella, chiaramente, no? Chiaramente l'ideale sarebbe sempre farsi testare da più persone radiostesiste. Questo è un sistema molto semplice. Vi ricordo che questo quadrante radiostesico, che più che un quadrante radiostesico è un circuito radionico a doppia valenza, lo si trova sempre nel sito del capitano.altervista.org. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha finito. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto di Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!